Dal 1° settembre parte la misurazione sperimentale della tariffa puntuale dei rifiuti nei 22 comuni aderenti al COINGER, per cominciare dal 1° gennaio 2023 con l'applicazione della tariffa stessa. Una rivoluzione che coinvolgerà 100.000 cittadini e 50.000 utenze, in quella che è stata definita l'operazione più importante che COINGER ha sottoscritto nella sua storia, ha detto l'amministratore unico Fabrizio Taricco. Un appalto da oltre 54 milioni di euro della durata di 7 anni. Per rendere possibili i rilevamenti saranno sostituiti i bidoncini presenti sul territorio con nuove attrezzature in grado di fornire informazioni sulla quantità e frequenze di svuotamento. Mentre per le utenze domestiche comincerà nei prossimi giorni la distribuzione del nuovo materiale, i bidoncini e i sacchi dotati di tag. Della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti si occuperà il raggruppamento di imprese Econord SpA, Iseda Srl, e il calendario subirà delle modifiche. Sempre dai prossimi giorni sarà distribuito ai cittadini un opuscolo informativo dove verranno spiegate per filo e per segno le novità.